Noi inviteremo tutti i premi Nobel, poi chiaramente chissà chi potrà venire o non potrà venire, per il prossimo anno a Venezia, affinché insieme si faccia un appello forte. La Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace compie 25 anni e per l'occasione ambisce a restituire alla città il ruolo di porta sul Mediterraneo, centro di incontro e confronto tra culture e religioni, non ultimo motore di pace. A Venezia si riuniranno tutti i premi Nobel per la pace chiamati a raccolta dalla fondazione presieduta dal professor Antonio Calò, che di pace e integrazione con le sue scelte di vita è stato un esempio. Abbiamo pensato a un francobollo. Il francobollo è un seme, qualcosa di molto piccolo, ma potenzialmente, se lo vediamo su un piano simbolico, un francobollo dedicato alla pace non è una cosa da poco. Francobollo che sarà presentato il 14 novembre a Roma presso la sede della Stampa Estera ed uscirà contemporaneamente anche in Vaticano. Noi di questo francobollo faremo anche dei quadri unici, numerati e non vendibili, saranno dati anche e spediti a tutti i premi Nobel per la pace ancora viventi. Pace è il messaggio che dal mondo lancerà Venezia attraverso l'invito e la realizzazione di francobolli accanto ai quali, tradotte in 4 lingue, campeggeranno le frasi pronunciate per la pace da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo momento di vuoto internazionale, sia a livello di ONU, sia a livello di Europa, sia a livello di NATO, sia a livello, insomma, a livello generale, io credo che un messaggio forte possa servire. Il 10 dicembre 2025, anniversario della Dichiarazione dei diritti, partirà una staffetta da San Vito di Cadore a correre per chiedere una tregua olimpica dalle guerre gli studenti delle scuole venete che porteranno la fiaccola olimpica fino a Cortina.